Procediamo adesso alla presentazione delle squadre. Benvenuti al Pala Lendinara per la finale primo e secondo posto. Ferrara Olnaz, no, non siamo una parola a testa. Benvenuti! Ferrara Los Cafeteros, Vezzo con Saronno Castor. Ecco c'è la presentazione delle due squadre, dei singoli giocatori. Saronno Castor, il microfono del capitano. Franceschetti che sta facendo sulle magliette della Cuba saronese, la sinistra. Abbiamo due magliette con su Tramacere, la ragazza di Ema e la sua sorella, mentre io ho una maglietta gayissima con Volonté che fa la... Primo commento tecnico inguardabile. Non vogliamo i supplementari, ok? Finiamo la prima che qua la gente Esatto, assolutamente. Bobo, da quale è un figlio? Non è mio figlio. Parliamo il figlio di Bobo. Mio figlio. Ma se scritti non imparano dovere. Vuoi che inquadro bene? Iniziamo con le polemiche, perché a Caserta c'è un divano e qua neanche una sedia. È vero. Entrambe le squadre deludenti. Sì, più Ferrara forse che Saronno. Saronno non ha avuto troppo bisogno di spingere, però niente di eccezionale. Ferrara a sottotono. Andrea Folgolo, Dolce, Bolzani e Notes che potrebbero fare la differenza. Io farei uno zoom su Anna Zinetti in curva per la rete, attenzione! Pronostici! Arienti, lascio lei il primo. Allora, io pronostico Saronno. Saronno più 5. Aia! Il gruppo, eccolo! Ferrara più 2. E Doltani sfoggia quel tiro in questa partita. Con la Q e la T maiuscola. Più 2. Beh, l'ha giocato nel momento chiave dell'anno scorso, non gli è venuto bene. Franceschetti dice overtime. Io tipo per i supplementari. No, che fa? Oh, però, allora, o nessun supplementare o due supplementari, cioè uno lo sanno fare tutti. Due non la... Due non li ho ancora visto. Ma con almeno due chiamate dubbie, cioè alla fine. Abbiamo due arbitri che fanno così. Vicepresidente del Ciuffo d'Italia che si autodesigna arbitro. Esatto. Tezio, è tutto pronto. Jacopo per questa finale. In memoria delle cose scorse nessuno segnali cose dalle tribune. Si inizia. Nostro al bar. 1-0 Saronno. Tramacere è altro giocatore chiave. Norma le finali le ha sempre decise, però non si allena più come un tempo. Non parato terra. Grande Carla, la palla sicura. Sembra accusare problemi di schiena però. Il riscaldamento ha toccato la schiena, però potrebbe non essere in forma completa. Bolzani tira giù una taraccata. oggi sarà anche più forte del solito. Sarà il nuovo taglio di capelli. Andrea, tu che sei esperto di capelli, lo approvi? Io sono esperto di capelli, quindi sì.
Bernia però sembra soffrire l'azione. Sembra stare male. Morte non è troppo simpatico per il momento. È stato. 3-1, Saronno Castor. Conduce Saronno. Solito orgasmo di Gilli dopo il primo punto. Voci di corridoio dicono che la sua ragazza commenta non urla così tanto neanche con me, per fare un po' stizzito. Salutiamo Chiara che è sulle tribune con un abito bellissimo. Mamma mia, mangia la palla. Il tipo. No, non ho detto niente. Io non ho detto niente. Hai ben fatto. Subito che Zapparoni giù. Zappa. C'è palla per tutti a Saronno. Da qua non gioca più a rientri, circolazione di palla. Saronno più forte, la potenza nel tiro di Saronno. 6-2. Super Saiyan di primo livello. Ma la partita è lunga e quinto si può arrivare. Perché la Renzi fare tutto il momento tecnico, questo è un po' senza volta. Adesso Ferrara non vede il pannello. La partita non si mette bene per Ferrara. Si chiama già un cambio tecnico tattico per Ferrara. Alle sinistre invertite. Alle sinistre invertite. Anche l'italiano si è invertito. Questo continua la sua forma. Ma certo, quanto tempo deve tenere risultanza? Superman per adesso 2 su 3. Di cui 2,45 e un 90, un po' secondo. Anche Sbinetti si stima la partita. Non è più quello che Sbinetti c'è in fresca e l'ultimo 2 Totalmente in attacco, sia in difesa in leggero calo. Gran finta di Cocchi. Metà del merito questo sia. 9 a 5. La gara deve anche difendere, non può solo attaccare. Comunque 9 a 4 a 20. 9-4 per Saronno. Dove ha messo il mano? Mancano 10 minuti esatti adesso. 4 punti 5 minuti per Ferrara. Il Toschino sono dei bambini o moderare l'espressione, ma ci ha massacrati nella partita prima. Momento in cui gli attacchi stanno prevalendo sulle difese. Nettamente. 5-11. Ferrara sta soffrendo in difesa. Scivola la palla. No, anche prima, in semifinale non è proprio piaciuto.
vabbè, che erano già prevotati. Volontevole plastico, ma anche il Zaffaroni che ha tirato su one end ricordaci il spettacolare. Non è ancora peggio perché c'è più una piede dal corpo. Che salutiamo, la Tunisia. Una battuta di Aceti. Mamma ha perso l'aereo. Pensavo Stanley Olio, Aceti. Ma sai che doveva esserci ma ha perso l'aereo? Vige la classica regola di Gumi, epic defense, epic shit. 13-7, più 6 Carolina, grandi vantaggi. Regala perle Gumi. Cambio. Alla Ferraro. Ottima difesa. Ma ci potrebbe anche stare. Che forza ragazzino, però l'appoggia. Ultimamente la finale ci ha dato proprio dimostrazione. Aia! La palla è rimasta su. Estrai il cartellino! È quasi piacere tra Dolzani subito aggressivo, ma tra l'altro ci fosse subito anche la palla rimessa in testa lì. Ma solo il palla all'Indinara. Sì, però Ferrara si deve svegliare un po' in difesa. Ormai Ferrara non è lucida, cioè sta anche difendendo ogni tanto, ma poi spreca in contrattacco. Secondo livello. Ricordiamo che il livello mitraglia è censura nel video di YouTube. Sì, lo censuriamo. Adesso salutiamo Mamma Franceschetti. Allora una censura. Ferrara c'è. Perfetto Gilli Zaffaroni Volontevole. Difensivamente è forse il miglior perfetto attrezzato. Al momento sì, probabilmente sì. L'hanno messo non a caso su Gozzo che ha fatto una buona partita. Adesso lui era su qualcosa del giorno. Almeno su 10, 4, 5 l'hanno messo. Sembra. Tarangelo non sembra partita. Neanche Chetti. Impressionante. Così i compagni devono minimo fare anche loro del loro meglio, perché Ma che giocare con queste lezioni è anche quasi difficile. Come ti aspetti una punta del genere? Tanti la fanno. Come lo
Gicolo ha fatto un faccio come dire mi è andata bene, però l'ha fatta benissimo, era proprio bello. 19-12 saranno 4 ancora. Saranno sopra di 7. Rimandiamoli tutti, però. Sarà entrare in partita. Però ma sempre c'è del margine 6, E Giulio ancora un po'. Sempre secondo, non c'è ancora il suo 20 punti in meno di 13 minuti da parte di tanti. Ci sta. Sono un po' ritardati però. Sì, però ci sta. 20-14. La bomba, proverei a spostare Fernia da centro attacco e muovere Arbeda o centrale un po' in fine, non sta rendendo molto difficile. Perlomeno, facciamolo almeno provare a rendere l'attacco che tanto non giocano. Di lì il primo è che tira. 21-14. Gol non vedo! Mamma mia, Un tuffo. Chi lo segnala? Non mai mancato oggi. Sì, oggi è stato un bel clima. Ogni tanto sono abituato di quanto Buona ma un po' veloce. Per rivolgere, però 3 livelli a volge, però 3 livelli in un tempo sono tanti. Caricato a molla. Errore involontario. 23-15 in favore di Saranno Caster. 23-15, 8 punti sono tanti. Non un bel primo tempo per Ferrara. Però abbondantemente della sufficienza. Bergamo, ci dica un commento sul primo tempo, sul tempo finale. Me l'aspettavo più tirato io, di la verità. Anche noi. Ecco, di questo ha bisogno Ferrara. Io farei un appunto. Secondo me la chiave sarebbe che Moses incominciasse a tirare non in gol, ma in corso. È un accorgimento semplice che però secondo me fa la differenza. Grazie John per la citazione. Troppo un torno in pieno. Hanno bisogno delle loro alle sinistre nazionali. Sì, questo c'era. Sì, grazie. Più 8, Tornano di 9. Arbitraggio convincente per ora abbastanza. Mi sento di promuoverlo. È arrivato qualcuno che ha appena fatto la dote, c'è un grande cloro e neanche un piscino. Forse
forse aveva toccato per terra, non so. Castro che chiudono il schema Ferrarese contro Ferrara. Questo tira tutta la vita. In generale un rallentamento di Ferrara potrebbe essere utile. Questo è anche più. 25-18 faranno Castro. Più 7. Hanno con loro classico ribaltamento alla velocità della luce di carta. Sembra che stiano spingendo fino troppo i Castro. Castro mandano entrambi i centrattacchi in seconda, un buon ribaltamento. Questo tiro io lo odio, perché fa fare una figura di merda al centro Mi piace, tanto non è diverso. È veramente efficace. Secondo me è efficace il proprio panico. Più 6. Mamma mia, più di recupero. Solo per lo spettacolo. E perché non ha sentito il film. Qualcuno l'aveva detto. Qualcuno gli auricolari sulla panchina per la rete. E con l'orgasmo di Giulio. A Giulio non so quanto gli hanno Sono 6 punti. Vent'anni sto venendo anche molto maturato. Dani lo vedo pesare ogni tiro. Sembra in giornata. Ferrara riapre comunque la partita. 22 punti buono. Panchina. Sembra aver paura del tiro di panchina. Però deve mettere sulla palla di lui. La seconda. La minella in 8. In 5 saranno cassa. 10 minuti alla fine. Perché uno dice numero delle squadre, poi devi dire Bergamo, piccolo. Togliamogli il nome. Quindi ribalta, lancia, Macere. Con possibilità di completamento di Dolso. Un incubo per la difesa. Bolzani. Ma quanto è stato in 30 posti? La palla era Bolzani è andata a prendere sulle tribune, la posta della brutta.
molto bene Gillo comunque. Bene, bene, bene. Cattivo. Cosa avevi detto dell'arbitraggio, Pietro? Boh, questa era un po' la palla al limite. Io non so che ci sia appunto regalato. Golzani talmente in partita che dice ragazzi calmi, Golzani. 31-26. Saranno per adesso va tranquilla con il suo puccino. Deve tenerlo. Però il film che la fatta era giù secondo me. Guardate la faccia di Zonk, finalmente! Zonk sulla panchina di qualche squadra, di qualche nazionale, lo vogliamo così. Che stile! Ferrara! 32-38, più 4. Saronno deve recuperare. Chiacchiere sulla panchina ferronnese. Gini suggerisce qualcosa. Con esultanza! Questo Saronno, staccare un attimo da che comunque resta efficace. La partita è ancora lunga, deve mettere anche per gol. Dobbiamo fare giunto gli altri. Secondo me Ferrara per vincere deve fare così, pochi scambi a pannello, tiri non forzati, secondo me Ferrara è troppo spettacolare, È passato Ginetti. Facciamo giusto un pallone. Lo scambio a 4 di Ferrara non è così efficace. La velocità non è stata grande. Forse troppo presto, però letto in anticipo nettamente. 35-30, Saronno Castorp. Ma Ferrara adesso sta giocando punto a punto con Saronno, sono stati quei 5 minuti iniziali che 5 punti però vanno ripresi. ed è dura riprendere. Saronno li sta gestendo bene, molto bene. Però Ferrara recupera 4 ora. Ferrara ora rimonta. Cambio come c'è. Cambio tra le file ferraresi. Chiara Checchi per la Marchi. Uno scambio di troppo. Erano già tutti lì, non si sono mossi. Era buona, li sono aperti tutti, è rimasto di solo Andrea davanti addosso. Era buona la finta, non il back forse. Ho sempre paura quando parte così. Checchi sta salendo e Ferrara si porta nelle 3. Termina la pressione su gol, dovevano metterci la palla tutti. Saronno deve riprendere il ritmo di gioco. Una scherma così paurissima. Forse era cattiva. Anche Notarangelo
dice poi l'ostruzione, ma è fiata di piede, dove sta? No, ma era di collo, raga, era buono il gol, 37-34. Rotanangelo, improvviso, Cambio pannello. alzatore, cambio Saronno. Però cambio pannello. Cambio pannello, sì. Non è più come al primo tempo, Saronno. Però non è che stai dipendendo così tanto per Aresi. No. Quindi non so se il cambio paga. Andavano giù di qua. Doveva essere punto, ragazzi, parliamone. Se uno tira lì non è che uno può arrivare con due mani. C'è mica Zonco qua, no, dai. 38-36 Saronno sempre. Intanto ricordiamo che Zonk ha detto è io facile tirare sul primo, tiro sullo zero come faccio io, dopo la partita giocata con niente. Ha anche detto sì, ma qua lo Zonco l'ho fatto solo io per adesso. Questo sì, no, lo so già. Siamo tanto ancora in attesa di quel tiro di due campi. Ma sul secondo cartello che c'è prima? Infatti 5 in totale. Cambia. Secondo me il calcio sta dovendo trovare poche soluzioni che stanno cavalcando. Ferrara sta variando di più. Ne ha sbagliato ancora uno Zonco. Difensivamente è impressionante. Poi con ancora qualche limite in attacco, ma in difesa sta facendo la Le molle sono grandi. Alla presa, 40-37 Saronno. Secondo alla fine del secondo. Guarda quanto tira. Ormai lo guardi in faccia e non tira. 40-28, ultima azione, forse due. Saronno non vuole l'ultimo tiro. Forse sì. un punto. Volonté non guarda il punto. Fine secondo terzo, 40-39 Saronno Castor. Ferrara è poi rientrato in partita. È rientrata. Ora saranno ancora avanti. Zonco, vuoi dirci qualcosa? Apre poco. Scusate queste telecronache. Io una fissata lunga una volta. Bentornati. Che cattivo però, oh. Senza cuore, O vince uno spareggio, gli amici non sono più amici. Peggio di Foggia, poi nel nazionale. Però la passa la palla. O di Franceschetti, da quando è stato un altro chiappe d'oro di Rimini. Basta. Eccoci tornati per il terzo tempo terzo. La finale primo tempo. La colletta, regaliamo un corso di italiano. Lontani porta qui pareggio la finale. 40 pari. 40 pari. Non l'avremmo mai detto al primo tempo. Basta senza cambi.
Ma provare a difendere in piedi questo tiro. Vai! Questo dopo il primo tempo sono decisamente ripreso. Ferrara ha un tipo mostruoso dalla sua parte. L'assenza di accessi si sta sentendo. Sì. Ma non ce l'aveva in mano! Non può averci dato! Era in mano, in pancia, dai! E difesa Jimmy. Non è vero! Qua c'era un doppio tocco, però non sembrava così. Forse sulla difesa in seconda di Doppio tocco lì, tra l'altro non so sporadico, però di anche perché è stato chiamato dall'arbitro del Camello. non ho visto da dietro, però. Saranno non ci sta Saranno. Di testa di per ora comunque Ci può stare. Un saluto in aria. Brutta palla. vero regalati oggi Vero regalato. con uno commutato in invasione. Mi sa che lo considererai il suo nuovo compleanno. Ottimo per play. Veramente. Facciamo una giuffata del giorno, per adesso il fair play senza parole, tutta la vita c'è. Oggi veramente. Applausi per tutti. Laggiù. Avanti Saronno. C'è. Potenza, non precisissimo. No, l'ha passato nero blu. Secondo pallone perso male. Passi e palla persa così. E passi erano anche compagnoni in posizione. Questo che ballano. Praticamente è impressionante. È un po' si lamenta un po' per la palla, lui lo dice ma la faccia è con lei. Così. Non è che fai più passi come veramente non sentiva di riuscire a controllare. C'è bisogno di volontà adesso. In secondo letto facilmente punto. Un miliardo fermo tutto solo un sacco è partito dalla sua area. Adesso nessuno deve pensare come si è stata a mollare qualcosa. Ma No, non si sa. si può fare. Al limite Era bello in alto. Ancora cambio tattico da parte di Saronno.
Sì, tutti. Dai che Non era facilmente prendibile. no. Mamma mia! È andato su! Come è andato su? Stanno giocando troppi tiri in seconda. Una palestra che è molto più corta delle... Prova a riandarci via, più 2, 45. 8 minuti alla fine. Ero emozionato. Terzo pallone in fila per Dolzani che deve mettere giù però. Bello, bello. Evoluzione crescente. Non c'è molto promettente. È vero, ci può stare. Attenzione più 3, 7-30 al termine. Positivo. Gol di Ferrara sembra non aver finito. C'è poco fiato. Bisogno di qualche punto ignorante di Fergnani, secondo me. Sì, questo sarebbe il regno di Patruno senza fortuna. Qualcosa però. Provarci. Carla Girola è una chiave della partita comunque. Carla Girola, assolutamente solida, in difesa. Gigli esulta con la festa. Attenzione che adesso è il punto definitivo. Più 5. Saronne è sopra di più 5. Mancano 6 minuti alla fine. Non è ancora deciso nulla, ma se Ferrara non fa punto questo è un punto pesante. Ferrara sembra molto più stanca di Saronno. Notiamo anche il bacio tenero a Silvia. Non la tenerei consigliata. Hanno messo il pannello a 4 su Dolzo, Devi tirare un sacco comunque però. 5 punti. 5 punti, 5 minuti. Quanto sto tirando Tramassero in questi momenti? Venerdì di fare un back all'ultimo tempo. Mamma mia, brutta roba.
sembrava buona. Mi sembrava buona. Da qua sembrava buona. Da qua sembrava buona. Ma è un po' troppo centrale. Ecco, iniziamo la polemica. E comunque Tramacero. Andiamo. Attenzione. Se l'era già girata prima, speriamo sia solo una scorta. Non posso fare mai sulla testa però. Non sembrano crampi. Ma no, è messa male la caviglia, Pare un certo livello però. Esattamente. È finita. Il suo contributo è Teo Castelli firma la finale con i suoi 44 secondi. E anche Anna Zino. Cambio che però personalmente non mi piacciono. Anche D'Angelo. Cioè mi sa un po' quasi di sforzo per entrare così a 44 secondi. Non sembrano infatti felicissimi di essere entrati in campo. Certo, devo mettere l'uovo sul pratico, c'è anche un rischio infortunio, non caldissimo. Non ce lo fa. E anche a volonté, anche Orienti sbagliato un attimo, probabilmente di un punto. bella partita, veramente. Molto bene. Caronio Castro, campione d'Italia.
correre, una nota deludente per i loro standard. Volonté per terra, forse con le lacrime, non vediamo. No, non lacrime, gamba, crampo alla coscia probabile. Però c'è sicuramente pilotati un comando a dovere. Bella partita, un po' tesa, soprattutto Ferrara un po' contratta. Sto dicendo, Ha buoni spunti. Gilli, Menzione d'onore tra Macere e Dolzani. Quest'anno una maturità sia in semifinale che in finale notevole. il più maturo per Ferrara forse. Abbiamo detto tutto. E con questo vi salutiamo. Buona giornata, buon weekend. sotto una bella. Ciao. È finita la finale primo e secondo posto, vittoria di Saronno Castor 62 a 56. Adesso stiamo cercando il capitano per sentire due parole anche da lui. C'è stato un infortunio alla fine partita di Filippo Gilli. Due parole anche all'infortunato. Dopo facciamo dire, c'è Gicco, capitano di Saronno Castor, due parole sulla finale. Ma anche 10 per dire. Non più di 20 però. Castor sono tornati e dall'anno prossimo ancora di più. Quindi sono ritornati e ritorneranno, dici? Un commento su tutti i giocatori? Abbiamo giocato bene oggi. Accetto Suca! Aceti era assente della giornata. Poi penso abbiamo dato un bello spettacolo oggi. Bello spettacolo, dalle tribune tutta la vita, anche il fair play non è mancato. Almeno quello. Soddisfatto? Se si può vincere qualcos'altro ditemelo che ci scriviamo subito. Diretti, tra l'altro notiamo che non è il primo campionato che vince, ma il? Penso ancora. 6, 7. Più di 5, Più di 5. meno di 10, un numero che sta lì in mezzo. Menzione d'onore per... C'è ancora tempo. Sì, per Gilli, infortunato. Facciamo un'intervista breve. È eletto MVP dalla telecronaca della partita. Grazie. Ottima partita per lui, ha deciso che voleva finire un po' prima, che era troppo lunga, ha visto prima e si è fermato. Commento veloce sulla partita. È stata dura. Primo tempo bene, secondo tempo sofferto, terzo tempo veramente abbiamo dovuto dare tutto per vincere perché Ferrara è veramente... Scudetto numero? Non me lo ricordo, mi sembra 5. C'è questa carena, non dice che scudetto Per me 5 mi sembra, se no non credo 7, però soddisfatto della stagione di oggi? soddisfatto. Adesso Molto bene. però c'è l'avventura dei mondiali, ecco. Giusto. Commento veloce sui mondiali, carico? Carico sì, dobbiamo lavorare tanto però perché la squadra è da formare, quindi lavoriamo. Grazie Mi mille. passa, lavoriamo. Grazie. Ciao. Emma. Facciamo prima a Tramacere, c'è una foto con le sue fans, la ragazza di Tramacere sinistra e la sorella, e Tramacere quello girato di schiena, col 7 come la maglietta. 7 non è la maglietta, il 7 sono i titoli che ho vinto. L'anno prossimo cambierà numero. Il commento veloce sulla partita. O forse rimane uguale. Il commento veloce sulla partita. Abbiamo giocato strabene, tutti quanti, non solo io. Soddisfatto della prestazione quindi? La mia sì. No, Della squadra anche? Abbiamo giocato da squadra, abbiamo giocato benissimo. Abbiamo tenuto mentalmente quando loro ci hanno ripreso ed era la cosa più difficile da fare. Forse il secondo tempo un po' più difficile, anche il terzo. Primo tempo bene, il secondo un po' più in difficoltà, però... Beh, diciamo che quando abbiamo iniziato il terzo tempo alla pari, è iniziata un'altra partita, abbiamo rivinto anche qui. Andiamo. Applausi. Siamo... Qua Carla. Commento. Ciao. Siamo su YouTube. Un commento sulla partita. Figa, davvero figa. Non sono mai divertita così tanto a giocare con te. Contenta quindi della tua partita? Sì, molto Quella dei contenta. compagni anche? Sì, decisamente molto contenta, abbiamo giocato bene. Facciamo intervista da qua e secondo me ci fa anche due risposte. La prima volta intervistiamo qualcuno che ha perso. Adesso c'è uno scambio di idee. Io non riesco a prendere. Calcistico. Fernia? Due parole sulla finale, Fernia? Serio? Sì. Come la tua? Facevo c'è poca figa. No, serio. No, dico la verità, mi sono proprio divertito a giocare. È stata davvero bella. Anche da fuori.
e alla fine, nonostante appunto perdi e stia sulle scatole, però come potete vedere sono abbastanza raggiante perché anche il clima in campo mi è piaciuto molto. Mi sono proprio divertito e alla fine mi è piaciuto anche che la mia squadra abbia tirato fuori un po'. Avvicinare sempre bello che mi devo allontanare. È un'attrazione. Sei soddisfatto però? Sì. No, comunque sì, esatto, cioè, non ho nulla da dire alla squadra, sono molto contento e merito a loro che veramente bravi. Carico per l'anno prossimo? Sì, adesso un po' di riposo perché comunque finire il campionato a fine maggio, Ricordiamo che diciamo che è una bella rottura Mignani di non ha palle. fatto per l'ultima stagione in formissima. No, esatto, diciamo che l'anno prossimo l'augurio sarebbe stare meglio fisicamente, però sono carico, cercherò di prepararmi fisicamente soprattutto al meglio, poi vedremo a Ferrara che squadre faremo, si sa bene. Comunque adesso un po' di riposo perché siamo stanchi, però la voglia di giocare a football c'è ancora, che quello è il mio primo obiettivo, quindi questo va bene. Vediamo l'intervista di oggi con l'arbitro. L'arbitro della partita. Arbitro di... Scherzo, ottimo. Faccio un commento sulla finale che hai arbitrato. Dalle tribune ci dicono abbastanza bene. Addirittura? No, che bello, no? La giuria popolare ti dà la sufficienza abbondante. Io me la volevo vedere, alla fine ho dovuto arbitrarla. L'hai vista da vicino? No, delle robe sono fighe. Come è sembrata da dentro il campo? No, una partita molto corretta, non abbiamo avuto problemi di interpretazione, nel senso che ogni volta che abbiamo avuto dei dubbi i giocatori sono venuti contro. Quindi veramente. Contento anche del tuo arbitraggio quindi? Io sinceramente sì. Grazie mille. Grazie ragazzi. Per oggi, per i playoff di Serie A è tutto. Da Lendinara, ciao.